Macelleria La Favorita dei fratelli Pugliafico. Dal 1997 le carni più fresche e i preparati per tutti i gusti. Macelleria La Favorita dei fratelli Pugliafico, in via Statale Oreto a Barcellona Pozzo di Gotto. Simpati. Rosticceria, rustici mignon e micro per compleanni e aperitivi. Polli alla brace. La domenica lasagne, cannelloni, pasta al forno, involtini di melanzane. Bontà e cortesia? Simpati, a San Pietro di Milazzo, telefono 090 929 5519. Venom, produzione e vendita inerti. Consegna a destinazione in Italia e all'estero. Lavori edili, civili e pubblici. Produzione e consegna di calcestruzzi e conglomerati bituminosi. Venomer a San Filippo del Mela. Online venomer.it. Dema, traslochi e mercatino del mobile usato. Noleggio piattaforme, traslochi nazionali ed esteri, servizio consegne e montaggio mobili. Dema a Barcellona Pozzo di Gotto, telefono 090 976 1068. Amici di Musica e dintorni, ben ritrovati. Oggi siamo a Santa Lucia del Mela per scoprire insieme alcuni tesori di questo paese. Assolutamente straordinario, e abbiamo scelto un mezzo di trasporto particolare, un mezzo che qui è veramente uno, diciamo, di quei mezzi molto utilizzati, ma già nel passato, anche oggi, e tra l'altro viene usato non solo per i lavori in campagna, ma anche per uno scopo del tutto nuovo, inventato, diciamo, proprio quasi qui a Santa Lucia del Mela. Noi abbiamo avuto anche esci, un autista d'eccezione, il nostro sassofonista Alberto Impalà ci ha incontrato mentre stavamo arrivando e noi l'abbiamo incontrato, ecco, con questo mezzo che lui usa spesso per muoversi in paese. Dice: ma ve lo do io un passaggio, vi faccio fare un giro per le vie di Santa Lucia del Mela, e quindi abbiamo voluto cominciare così questa bella puntata. E allora adesso andiamo in musica come facciamo sempre. Alberto, la radio funziona in questa... Okay. Perciò la accendiamo e ascoltiamo il primo ospite direttamente dalle frequenze di Radio Italia anni 60 Messina in compagnia di Santino Gugliotta. E anche oggi ci siamo, ormai immancabili, in questo appuntamento che sta diventando d'abitudine, speriamo anche di buona abitudine per i nostri telespettatori, anche se noi siamo in radio. Un saluto a Giuseppe, ad Anna Maria, tutto lo staff. Noi siamo qui invece negli studi di Radio Italia anni 60 Messina insieme a Santino Gugliotta. Oggi chi c'è? Rachele Scipilia. E allora Rachele, che insomma è molto divertita, sì, mi pare, dopo un lungo viaggio è riuscita ad arrivare in radio. Da dove venivi? Da Milazzo. Da Milazzo, cara Rachele, veramente bella Milazzo, devo dire. Sì, sì. Sei soddisfatta? Sì. Oppure vorresti trasferirti a Capo d'Orlando? Milazzo, hai capito? Vabbè, naturalmente le radici ci richiamano sempre. Allora, che cosa fai tu di bello a Milazzo? A Milazzo studio, canto, oltre comunque studiare a scuola ovviamente.
E canti dove? In casa? No, presso la Vocal Power Academy. Ah, la Vocal Power Academy? Sì, è una cosa di Antonino Pinizzotto. Ah, hai capito. E quindi lo fai con l'idea che possa risultare una professione futura questa? Sì, comunque già sono alcuni anni che canto. C'è un genere in particolar modo che ti prende, che ti piace, che ti coinvolge, insomma? Soprattutto musica inglese e pop. Musica pop Sì, in genere. D'altra parte, considerando l'età, non potrebbe essere diversamente. Adesso la nostra Rachele Scibilia vi farà ascoltare una sua personalissima versione di Mama Knows Best di Jessie J. Therapy, to never take life too seriously. Just to you, cause sound to you so perfectly. See, mama knows best. See, daddy knows best. See, mama knows. Shit about, shit about, shit about. Salve Sindaco. Buongiorno. Buongiorno, grazie anche a lei per la partecipazione al programma Musiche e dintorni. E come hanno fatto i suoi colleghi precedentemente, a lei il compito di presentare il paese di Santa Lucia del Mela. Innanzitutto grazie a voi per questa opportunità. Santa Lucia del Mela è un paese in collina, un paese di circa 5.000 abitanti, un paese che ha una storia millenaria, diciamo, è stata dominata dagli Arbi, dagli Sveu, dagli Aragonesi, quindi c'è una tradizione, diciamo, una storia millenaria. È un paese prettamente agricolo, ma dove c'è un buon artigianato e una buona industria dolciaria, infatti il torrone e molti altri prodotti, diciamo, tipici di Fiora. Noi anche su queste cose abbiamo da sempre organizzato delle mostre, abbiamo organizzato delle manifestazioni affinché venissero valorizzati questi prodotti, che possono essere, diciamo, anche un'opportunità lavorativa
per i nostri concittadini, e anche abbinati con il turismo, perché Santa Lucia del Mela ha molti posti, come vedrete poi, molti posti da conoscere e da visitare, e su questo diciamo, stiamo lavorando molto. Vogliamo recuperare il centro storico, oltre a fare fruire meglio quelle che sono queste bellezze artistiche, però anche a far rivivere e fare ritornare la gente nel centro storico, perché diciamo, come tutti i centri storici purtroppo è un po' spopolato. Certo. E su questo abbiamo un progetto di recupero del centro storico, altri progetti che consentiranno sicuramente di nuovo gli insediamenti in questo nostro centro storico. Benissimo, Sindaco, grazie per il suo intervento. Grazie a voi. E vediamo dove si trova Giuseppe con il primo ospite. Sala ricevimenti Tempio di Giove. Il banchetto delle tue nozze è organizzato in un luogo ideale e raffinato affinché diventi un matrimonio da sogno. At the end of a rainbow, you'll find a pot of gold. Ampi locali, rinomata cucina, dove eleganza e professionalità sono al tuo servizio per un giorno unico e irripetibile. L'incantevole giardino, curato in ogni particolare, fa da cornice a una suggestiva cascata, divenendo uno scenario naturale per le tue foto. Tempio di Giove, via Catania 6, Mongiove di Patti, Messina. Telefono 0941 31 76 30. Sì Anna, grazie a te e grazie al Sindaco per la sua accoglienza. Lo scrivo ogni giorno in un gruppo che abbiamo creato, un gruppo su WhatsApp, che ormai insomma un modo di comunicare diffusissimo, un gruppo dove comunichiamo e ringraziamo giornalmente chi ci ospita. Quindi grazie Anna, mi ripeto, e grazie al Sindaco. Il primo ospite di questo appuntamento dedicato alla splendida località di Santa Lucia del Mela è un assessore, quindi un componente dell'amministrazione comunale, Rosario Torre. Buongiorno. E ci troviamo in un luogo che definirei un luogo di culto essenziale, fondamentale per la comunità di Santa Lucia del Mela. Sì, siamo all'interno della cattedrale di Santa Lucia del Mela. Cattedrale perché sede della cattedra del Vescovo. Santa Lucia del Mela è stata la prima sede del mondo cattolico di una prelatura. Infatti nel 1206, in epoca sveva, il territorio di Santa Lucia venne staccato dalla diocesi di Patti e divenne prelatura, prelatura nullius, cioè di nessuno, dipendente direttamente dalla Santa Sede. Questa prelatura, insieme anche alla presenza della città demaniale, ha permesso di incrementare il proprio patrimonio storico-culturale, e questo si attesta in questa bellissima cattedrale, che è stata definita anche da illustri studiosi come una cattedrale museo, perché all'interno raccoglie opere dei più grandi scultori, pittori dal 500 al 700, non solo siciliani ma anche di quelli che operavano nell'Italia meridionale dell'epoca. Per quanto riguarda la scultura, abbiamo la statua di Santa Lucia che è della metà del Cinquecento, è in marmo bianco di Carrara, così come la nostra Madonna della Neve e del Gaggini. Invece la statua di Santa Lucia è attribuita a Francesco Laurana. Poi tra le sculture abbiamo anche un'ultima cena bellissima di Valerio, attribuita a Valerio Villareale, della seconda metà del Settecento, anch'essa in marmo bianco di Carrara. Poi abbiamo anche un Cristo in alabastro rosa attribuito al Marabitti. E invece per quanto riguarda la pittura
abbiamo la grande tela dell'Assunta di 24 metri quadri, che è una delle più grandi presenti in Sicilia, che è di Fra Felice da Sambuca, che ha lasciato anche tantissimi quadri, soprattutto nella chiesa dei Cappuccini, qui a Santa Lucia del Mela. E poi abbiamo anche una tela attribuita ad Alonso Rodriguez di Scuola del Caravaggio, in cui vengono raffigurati Santi Pietro e Paolo. Abbiamo anche un pregevole dipinto di Pietro Novelli, l'unico della provincia di Messina firmato e datato, del San Biagio. Pietro Novelli era detto il Raffaello di Sicilia, quindi comunque era un pittore alquanto importante nel Seicento. Mi piacerebbe ricordare un punto importante di questa cattedrale, ecco, di cui abbiamo discusso prima, che è ancora in fase di studio, c'è anche una tesi a riguardo. C'è una ricostruzione che si vuole fare dell'antica cattedrale normanna, quella che si trova sotto i nostri piedi, dove c'è anche la cripta, dove c'è anche una lapide alquanto misteriosa perché riporta le insegne papali. Certo. Sì, c'è la tiara e le chiavi pontificie che sono raffigurate su questa lapide, però non ci sono iscrizioni, quindi è stata sempre oggetto di studio con un alone di mistero. Poi abbiamo anche altre sculture. Le stiamo già vedendo mentre noi parliamo, le nostre immagini, ecco, sono andate, diciamo così, su quello che è stato la tua descrizione e il tuo racconto. Io vorrei approfittare quindi per invitare tutti quelli che ci stanno seguendo, perché tu hai detto che questa è una cattedrale museo e lo è davvero, quindi chi entrerà per la prima volta in questo luogo si renderà conto che veramente ne vale assolutamente la pena da un punto di vista artistico, perché è straordinario il patrimonio che essa contiene. Trovandoci in questo luogo, Rosario, non possiamo non citare quello che è sicuramente un motivo per il quale la gente da tutte le parti viene a Santa Lucia del Mela, proprio in questo luogo di culto, cioè il Beato Antonio Franco. Il Beato Antonio Franco, che per i lucesi è stato beato fin da subito, fin da quando l'hanno conosciuto. Intanto lui è arrivato a Santa Lucia del Mela nel maggio del 1617, è rimasto qui 9 anni fino alla sua morte, però durante la sua vita pastorale, non solo, è stato ben voluto da tutti, perché nonostante di origini nobili comunque era una persona molto umile, e questo ne ha caratterizzato non solo la sua vita, ma anche un po' tutte le sue virtù. I lucesi l'hanno considerato beato, nonostante la beatificazione sia avvenuta proprio recentemente, nel 2013. In questa cattedrale abbiamo il suo corpo incorrotto, che è stato oggetto di restauro più volte, di rivisitazioni, e infatti durante anche una rivisitazione è stato trovato un ramoscello di basilico perfettamente intatto all'interno dell'urna originaria. Tra l'altro mi piace anche ricordare a questo proposito che Santa Lucia del Mela nel passato, ma ancora oggi, molti bambini, quindi molte persone, portano questo nome di Antonio Franco. Sì, praticamente il suo cognome, che era Franco, è diventato un nome, un secondo nome, quindi Antonio Franco non è un nome e un cognome, ma un unico nome. Un unico nome che viene dato ai bambini ancora oggi. Ancora oggi, benissimo. Noi con queste immagini diamo appuntamento all'assessore alla fine per i saluti finali, però vorrei dirvi che lui è anche un grandissimo appassionato di natura, quindi di paesaggi, fa molte foto, non gli piace essere protagonista delle foto. Noi diciamo tutto quello che ci siamo detti in precedenza, mi piace dirlo anche al pubblico, però fa delle bellissime foto che sono anche inserite in un sito, quindi adesso ne vedremo una parte con una bella musica che il nostro regista Salvatore Siragusa ha scelto, perché Santa Lucia ha anche molto da offrire dal punto di vista natura e poi naturalmente musica.
porta sulla tua tavola l'antica tradizione del pane di Sicilia. Il pane della nonna, con gli stessi ingredienti di una volta. Solo antiche farine di Sicilia, il lievito naturale di nostra produzione, acqua, sale e tante ore di riposo per una ricetta tutta naturale. Un'attenta cottura nel forno a legna ne esalta il sapore per regalarti un gusto unico. Per il benessere della tua salute trovi anche un'intera linea di prodotti biologici certificati. Lo trovi a Barcellona, Brolo e Milazzo. Real Pane, tutta la bontà che cercavi. Nel campo edile grondiamo esperienza, qualità, serietà. Logico! Aliberti Giovanni è un'azienda leader nella produzione di grondaie. Ferramenta, materiale edile di Aliberti Giovanni. Vendita a legnami, collanti, malte premiscelate, laterizi, tubolare zincato, lastre coibentate, pietre d'arredo. Rivenditore autorizzato delle marche Keracol, Italcementi, Virer, Cotto Coperture. Consegna a domicilio con autogru, trasporto sabbia. Ferramenta materiale edile di Aliberti Giovanni. Via Giovanni Boccaccio 47, Terme Vigliatore. Telefono e fax 090 97 81 752. Ditta Aliberti Giovanni. L'edilizia dalla A alla Z. Vado punto e a capo così, spegnerò le luci, da qui sparirai pochi attimi oltre questa nebbia, oltre il temporale. C'è una notte lunga e limpida, finirà. Dai la tenerezza che ci fa paura. Sei nell'anima e lì ti lascio per sempre, sospeso immobile, fermo immagine, un segno che non passa mai. Sei nell'anima e lì ti lascio per sempre, se in ogni parte di me ti sento scendere tra Giovanni, adesso che la pista è piena, lo prendi tutto il pubblico. sei nell'anima. No, amore, no, io non ci sto. O ritorni o resti lì. Non vivo più, non sogno più. Ho paura, aiutami. Amore, no, ti credo più. Ogni volta che vai via mi giuri che è l'ultima. Preferisco dirti addio. Non posso più dividermi tra te e il mare, e non posso più restare ferma ad aspettare. Oh, no, amore, no, io non ci sto. O ritorni o resti lì. Non vivo più, non sogno più. Ho paura, aiutami, amore,
secondo ospite di questo appuntamento dedicato a Santa Lucia del Mele è l'assessore Elisabetta Lombardo. Salve. Salve. Un saluto a tutti, no? Perché siamo tanti. Certo. Con l'assessore Lombardo, trovandoci a Santa Lucia, non possiamo non parlare di un emblema per questa comunità, che è rappresentata dal castello. Sì, il castello infatti di Santa Lucia è proprio il simbolo del paese. Domina tutta la Valle del Mela, la piana di Milazzo, dalle sue mura infatti si può assistere a un panorama meraviglioso, suggestivo, emozionante anche dell'arcipelago delle Isole Eolie. Il nostro castello è stato costruito dagli arabi, ma durante i secoli è stato oggetto di dominazioni di diversi popoli, quindi gli Svevi, gli Aragonesi. Si dice che il massimo splendore del castello si abbia avuto con il re Federico II di Svevia, che secondo la leggenda preferiva soggiornare all'interno delle mura del castello nei periodi di caccia. All'interno del castello c'erano numerosi poeti della scuola siciliana, tra cui Pier delle Vigne, che era il protonotaro dell'imperatore, e proprio a Federico II si deve la ricostruzione del castello e l'istituzione della prelatura nullius. Il nostro castello poi è composto, ha una pianta pentagonale piuttosto irregolare da 3 torri. La torre cilindrica, all'interno della quale c'è una biblioteca molto importante, la torre triangolare e una torre quadrangolare, che poi nei secoli è stata abbattuta perché pericolante. Madonna della Neve. All'interno del santuario della Madonna della Neve, infatti, oltre a numerose opere d'arte, abbiamo ovviamente la statua in marmo di Carrara dello scultore palermitano Gaggini, molto rinomata e conosciuta, che viene poi venerata il 5 agosto proprio in onore dei festeggiamenti della Madonna della Neve. Quindi prendete nota, il 5 agosto è un appuntamento da non perdere a Santa Lucia del Mela. Stiamo scoprendo tante opere del Gaggini in questo percorso di musica e dintorni. Cambiando decisamente argomento, ma parlandone sempre con Elisabetta, che è parte integrante di alcune delle manifestazioni, ne dobbiamo citare per forza, è vero? Certo, devo dire che negli ultimi anni Santa Lucia del Mela ha visto un crescere continuo di manifestazioni, di eventi che hanno raggiunto quasi il 7° anno di edizioni, e questo mi riferisco al Presepe Vivente lucese, una suggestiva rivisitazione insomma, del Presepe, che ogni anno nel periodo natalizio veramente accoglie numerosi visitatori non solo dell'Internat ma anche a livello regionale. Un'altra manifestazione è la Corte di Federico. A Santa Lucia abbiamo infatti un corteo storico che si riconduce proprio alla figura di Federico II di Svevia, quindi con diversi personaggi storici, Costanza d'Aragona, Pier delle Vigne, il cappellano Gregorio Mostaccio. È una manifestazione con cui Santa Lucia del Mela fa ogni anno un salto nel passato, nel Medioevo, con giocolieri, spettacolo del fuoco, villaggi medievali. Un'altra manifestazione che sta crescendo di anno in anno è il carnevale storico, il Cataletto, che è giunto alla 3ª edizione. È una manifestazione molto particolare perché è divisa da una parte storica e una parte di intrattenimento. La parte storica rivive il processo a carnevale. Insieme ad alcuni cittadini e un'associazione teatrale di Santa Lucia del Mela viene messa proprio in scena il processo che si fa a carnevale, durante il quale Carnevale muore strozzato da una fraviola. Dopodiché c'è il corteo funebre fino ad arrivare poi all'evento culminante, che è il rogo del Fantoccio di Carnevale. E poi associato tutti, alla parte storica c'è quella ricreativa con la sfilata delle motoapi. E possiamo ricordare che è forse la seconda in tutta Italia, no? Sì, perfetto, è il secondo carnevale d'Italia che utilizza come mezzo la motoape invece del carro. E noi stiamo vedendo delle immagini che sono veramente molto allegre. Poi non è solo la realizzazione del carro, quindi l'allestimento della motoape, ma è tutto il contorno, perché le maschere, tutto viene chiaramente collegato a questo mezzo di trasporto, quindi carri molto simpatici, costumi, ma soprattutto tanta partecipazione, perché per animare un così importante evento ci vuole grande partecipazione, e sono
questi gli eventi che accomunano insomma poi gli interessi sia dei giovani che dei meno giovani e farli vivere sicuramente insieme. Infatti devo dire che la maggior parte delle feste, delle manifestazioni vengono fatte proprio da lucesi, e questo come amministratori dobbiamo ovviamente ringraziare tutti i cittadini e le associazioni che sono molto attive sul nostro territorio e che hanno dato vita veramente a manifestazioni. Oltre a queste che ho nominato c'è la Sagra del Maiorchino, si parla di profumi, di sapori, Certo, valorizzazione di quelli che sono i prodotti tipici del nostro territorio, la rassegna del cavallo indigene e dell'asino ragusano, quindi anche lì andiamo a promuovere delle specie che sono proprie del nostro territorio. Certo. E molte altre, la Via Crucis vivente, anche questa è una rappresentazione religiosa molto, molto significativa e molto suggestiva, che si svolge ovviamente nel periodo pasquale. C'è e veramente moltissime tanto, altre manifestazioni che hanno fatto crescere Santa Lucia del Mela e che la fanno conoscere al di là dei confini. Al di là dei del confini. nostro Noi vi territorio. abbiamo come al solito svelato alcune delle cose importanti, quindi mi raccomando venite a Santa Lucia del Mela, dove c'è anche un grande fervore e una grande preparazione musicale, perché è un paese musicale Santa Lucia del Mela, con un gruppo folk che ha portato diciamo così nel mondo le tradizioni, e poi tanti gruppi, ecco, che non solo musica popolare, quindi veramente un focolare di arte e di musica. Noi proprio adesso andiamo in musica come al solito, e anche con l'assessore ci vediamo dopo per i saluti finali. Sarà un piacere. Musica! A casa, in ufficio o in negozio, prenditi una pausa, risveglia i sensi, assapora il piacere di un buon caffè cremoso e ricco di aroma. Espresso Italia offre la soluzione più adatta alle vostre esigenze, con vendita di cialde, capsule originali e compatibili, caffè in grani e macinato, con diverse varianti di miscele. Espresso Italia propone vari modelli di macchinette per caffè in vendita o in comodato d'uso. Preoccupatevi di scegliere la vostra miscela preferita. Al resto ci pensa Espresso Italia, via Papa Giovanni XXIII, 335 Barcellona. Telefono 090 976 2261. Il piacere di un buon caffè. E ci ritroviamo. No, stavo riflettendo così, perché poi è difficile, ve lo spiegherò al termine di questa, che poi non è un'intervista, perché ci danno la linea a un certo punto di quella trasmissione che state vedendo, che è sempre la stessa, che è sempre condotta dalla stessa persona, quindi c'è tanta originalità. Noi naturalmente scherziamo, salutiamo Giuseppe, salutiamo Anna Maria e salutiamo tutto il gruppo di lavoro. Noi siamo dei radiofonici, purtroppo insomma si è rimasti qui fermi negli studi di Radio Italia anni 60 Messina, ma per fortuna, caro Giuseppe, tu e dei nostri telespettatori, oggi uno scoop, perché abbiamo una lontana parente di Milva che è venuta a trovarci, sì, perché lei la dovremmo definire la rossa, o no? Sì. Sì, Sì, perché... sì, o Ariel. O Ariel. Perché più o meno Ariel, ci ma siamo. che è il detersivo? No. Ah, sì, ho capito. La sirenetta. La sirenetta Ariel, lo scherzavo Famosissima. naturalmente. No, scherziamo perché lei insomma è una ragazza che sta sicuramente allo scherzo, no? Sì, certo. Fino a un ovvio. certo punto, No, naturalmente. vabbè. Allora, cara la mia Rosalba. Rosalba Sgro. Sgro, non ti chiediamo l'età, ma quanti anni hai, ce lo puoi dire? 19. 19. Da dove vieni? Da Scala Dore Grotta, Da precisamente. Scala Torre Grotta, hai capito? Sempre in provincia di Messina. E come sei arrivata all'interno, diciamo così, di questo contenitore radiotelevisivo? Allora, io ho fatto appunto un provino, sono passata e adesso mi ritrovo qui e appunto grazie a loro. E quindi hai l'idea che questo possa anche essere, che so io, un lavoro futuro, o è soltanto un Spero hobby? di sì, con tutto il cuore. Tu pensi di avere delle qualità giuste? Non lo so, certo, uno bisogna sempre mettersi alla migliorare. prova, cioè, mettersi alla prova. Allora, a proposito di migliorare e mettersi alla prova, ti voglio mettere alla prova io. Non è una cosa molto difficile, va dove ti porta il cuore. No, musica e dintorni. Se dico questo, tu che cosa mi rispondi? Diciamo che mi viene in mente appunto il programma e devo dire che mi fa pensare proprio al mondo della musica, che è un mondo veramente dove
si conosce tanto e si ha a che fare con gente che magari la pensa in modo diverso, ma allo stesso tempo riesce a confrontarti con queste persone e conoscere vari aspetti della musica, appunto. Certo. Perché comunque ognuno ha un'idea diversa della musica. Certo, e infatti adesso tu ci mostrerai la tua idea di musica, anzi ci farai soprattutto ascoltare la musica attraverso una canzone di grande successo di Christina Aguilera, che è Song for You. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, made so bad rhyme. I've acted up my life as stages with 10,000 people watching. We're alone now, and I'm singing a song for you. I know your image of me is what I hope to be. I've traded you one Cadillac, but darling, can't you see there's no one more important to me? Cause we're alone now, and I'm singing a song for you. You told me precious secrets, all the true and all the nothing. You came out in front, I was hiding. Oh yeah, but now I'm so much better. But then my walls don't come together. Listen to the melody, cause my love, this is an outing. Ooh, ah, ooh, ooh, I love you in a place, but there's no space of time. I know you'll find my life, cause you're a friend of mine. The way my life is over, remember when we were together, cause we were alone, and I was singing a song for you. That I love you, I love you, love you for my life. As you are, we're friend of mine. When my life is over, remember when we were together, baby. We were all alone now, just singing a song for you. Ooh, we were alone now. Now we're singing a song for you. Say, so we were alone, and now singing a song. Oh yeah, yeah, yeah.
song for you. Anche oggi ci siamo, dove siamo? Alla fine della puntata naturalmente, dopo aver visto e scoperto tante bellezze. Ma come sempre vi ricordo che noi vogliamo, ma proprio volutamente, farvi scoprire poco, così da lasciarvi il gusto e soprattutto la curiosità, la voglia di venire a visitare questi straordinari luoghi di persona. Io ringrazio l'assessore Lombardo che è stata con noi in giro, quindi ci ha spiegato e fatto ammirare veramente delle bellezze, come dicevo poco fa, straordinarie, e anche l'assessore Torre. Ma con l'assessore Rosario concludiamo con quello che è oggi più che un proverbio, una leggenda proprio legata a Santa Lucia del Mela. Il microfono vicino. Sì, allora, la leggenda tipica lucese è quella del merlo, che è stata anche riportata in un testo locale, di storia locale, e anche musicata grazie a un gruppo etnofolk lucese che è il gruppo della Coppola Nera. Che conosco bene e saluto tutti i ragazzi. E allora la leggenda del merlo tratta intanto un periodo storico particolare, perché Santa Lucia è stata ha avuto questo nome proprio a seguito della cacciata degli arabi da parte dei normanni. È nata la cattedrale dedicata a Santa Lucia, la Iglesia Sante Lucie, ma è nato anche il casale Sante Lucie proprio in questo periodo storico particolare, e si racconta proprio che ai tempi di Ruggero il Normanno i lucesi avessero un merlo in pubblica piazza, e questo merlo doveva essere comunque campato grazie al cibo che dovevano dare tutti i cittadini. Però come tutte le cose che poi sono di tutti, finisce che alla fine non sono di nessuno. Infatti il merlo fischiava, però purtroppo morì di fame. Noi facciamo passare il messaggio positivo di questa leggenda, che poi chiaramente negli anni ognuno cerca di scremare. Noi il messaggio della leggenda è quello che Santa Lucia è un paese, Santa Lucia del Mela, scusate, è un paese di tutti, per cui veramente abbiamo voluto puntare l'attenzione su questo, perché la posizione stessa, insomma la bellezza del semplice guardare Santa Lucia del Mela inviterà sicuramente tutti. Passiamo il microfono al sindaco. Sindaco, gli abitanti di Santa Lucia in dialetto? Santa Luciole. Santa Luciole. C'è anche un brano, uno stornello suonato, musicato, insomma anche cantato, che parla del Santa Luciodo, diciamo così. E quindi a lei invece, per chiudere, chiedo, perché è una buona forchetta, come tutti del resto i buoni siciliani, il piatto che il turista deve assaggiare venendo a Santa Lucia del Mela. Diciamo che a Santa Lucia si mangia benissimo, come lei sa. Lo sappiamo. Dico un piatto che abbiamo inserito, in un libro che è stato fatto a livello provinciale, la ricetta del sindaco, quindi un volume con tutte le ricette di ogni comune, e una particolarità di come si cucina la carne di agnello o di capra su una tecola, sulle delle tegole nel forno a legna, e quindi è una specialità proprio assoluta, e credo che sia solo di Santa Lucia. Un saluto sindaco al pubblico, la facciamo prima con lei. Sì, io innanzitutto ringrazio voi per questa opportunità, e dopodiché invito, come diceva lei, a visitare Santa Lucia e vedere tutte queste bellezze che ci sono a Santa Lucia, e guardando la puntata vedete poco di quello che c'è, quindi dovete venire a visitare Santa Lucia. Benissimo, il microfono ad Anna, così concludiamo anche questo bellissimo appuntamento. Noi vi ricordiamo dove siamo stati finora, perché già ora sono tanti, Anna, devi fare un po' di fatica. È difficile, siamo alla 10ª puntata, quindi siamo stati a Barcellona Pozzo di Gotto, Condrò, Santa Teresa di Riva, Sinagra, Montagna Reale, Galati Mamertino, Falcone, Floresta e Montalbano e Licona, giusto? Che bella memoria che c'hai, te le sei ricordate proprio tutte le località. Io voglio fare anche una precisazione, così il nostro regista ma anche il nostro cameraman sono contenti. Girando tutto in esterno, e abbiamo insomma una bella attrezzatura di cui andiamo fieri, però a volte col vento, insomma ci sono dei rumori, poi con tutti questi disturbi dei segnali digitali, ogni tanto può capitare, ecco, che sentite qualche crepitio, qualche rumore. Noi ce la mettiamo tutta per evitare, ma ogni tanto può succedere, la tecnologia fa anche questi scherzi, quindi così Salvatore, il nostro regista, può dormire sonni tranquilli, nessuno ti rimprovererà. Certo, rimprovereremo Fortunato Porcino, che è all'altra telecamera, perché è tutta colpa sua, mentre invece ringraziamo Mariangela Santamaria, che cura i testi, insomma tutti i nostri dialoghi, ci bacchetta quando sbagliamo.
Quindi con questo messaggio conclusivo, diciamo di precisazioni, io ringrazio queste splendide persone e vi aspettiamo tutti a Santa Lucia del Mela. Ciao! Ciao! Cerchi o vuoi imparare uno strumento musicale? Ma che musica è quello che cerchi? Strumenti musicali, accessori, scuola di musica, sala prove e registrazione e libri per studio e divertimento. Ci trovi a Barcellona Pozzo di Gotto, in via Statale Sant'Antonino 377, sul web www.machemusica.net. L'arte del gusto di Salvatore Bucca, istruttore pizzaiolo associato all'Unione Pizzaioli Sicilia. Rosticceria, pizzeria, gastronomia. I migliori ingredienti per un menù sempre ricco di novità. L'arte del gusto in via Statale Oreto a Barcellona Pozzo di Gotto. Centro estetico Coccole di Benessere. Grandi marchi, qualità ed innovazione sempre al passo con i tempi. Specializzati in make-up, laser a diodo e trucco semipermanente. Scopri tutte le news sul profilo Facebook. A Barcellona Pozzo di Gotto, via Matteotti, zona Sant'Andrea. Estetica e benessere. Pastificio Foti. Da oltre 40 anni il piacere della pasta fresca. A Barcellona Pozzo di Gotto. Pastificio Foti.